Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre trascorreremo un'ora e mezza assieme in diretta con tutte le notizie e tutte le ultime novità dal Veneto e non solo. Partiamo con un fatto di cronaca che si è verificato un grave fatto di cronaca che si è verificato in provincia di Vicenza, a Nanto, dove un uomo di 61 anni è rimasto schiacciato dal suo trattore. Noi dovremmo essere già collegati in diretta con Daniele Garbin e Simone Squarcina, che si trovano sul posto per noi. Ancora mi dicono di no, ci collegheremo tra un istante. Intanto proseguiamo con la cronaca che ci porta a Venezia, dove una donna è stata picchiata a sangue dal compagno, entrambi inglesi. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. La vittima è ricoverata all'ospedale per ferite alla testa, è grave, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La coppia si trovava in campo San Giacomo dell'Orio, in pieno centro storico, dopo un tour notturno per i locali della città. Per cause che ora sono al vaglio dei carabinieri, l'uomo, un 35enne probabilmente in stato di alterazione alcolica, ha aggredito la compagna con violenza più volte fino a farla cadere al suolo, provocandole una ferita alla testa. Gli abitanti della zona, sentendo le grida d'aiuto, sono intervenuti a difesa della vittima e hanno chiamato il 112. L'intervento dei carabinieri è stato immediato, sono intervenuti il nucleo natanti, oltre ai sanitari del SUEM 118. Al momento il 35enne è stato denunciato per aggressione. I militari sono in attesa che la donna si riprenda per sapere se voglia sporgere o meno denuncia. E la cronaca ci porta anche in provincia di Udine per un altro grave fatto a Bicinicco, dove è stato assassinato Stefano Juric, 43enne, residente in via Roma, che è stato ucciso a colpi di forbice e coltello, anche con l'utilizzo di acido muriatico, da Silvia Comello, che ha chiamato i soccorsi prima di chiudersi in un silenzio totale. Un efferato omicidio nella tarda serata del 4 maggio ha sconvolto il piccolo comune di Bicinicco, meno di 2000 abitanti, a metà tra Mortegliano e Palmanova, in provincia di Udine. Una donna di 42 anni, Silvia Comelli, di Reana del Roiale, ha riferito ai carabinieri di aver ucciso un uomo, Stefano Juric, di 43 anni. È stata lei stessa a contattare il 112 dicendo di aver assassinato un conoscente. Il delitto si è consumato al culmine di momenti di tensione e di una lite nell'abitazione della vittima, in una palazzina di 3 piani di un piccolo agglomerato di case vicino alla chiesa del paese. All'arrivo dei carabinieri della compagnia di Palmanova, la donna era in strada con gli abiti sporchi di sangue. Dentro l'abitazione è stato trovato il cadavere, che presentava numerose ferite da taglio inferte con un coltello e delle forbici. La donna avrebbe anche gettato sull'uomo dell'acido muriatico. Le indagini svolte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine sono coordinate e dirette dal pubblico ministero Andrea Gondolo ed hanno consentito di ricostruire i primi elementi dell'omicidio. Tuttavia resta ancora oscuro il movente. Inizialmente sembrava farsi strada l'ipotesi del delitto a sfondo passionale, poi le informazioni raccolte a Reana del Roiale hanno aperto ad altre considerazioni al vaglio degli inquirenti. La vice sindaca reggente di Reana, Anna Zossi, ha riferito di una situazione di forte fragilità della donna, nota ai carabinieri, alla polizia locale ed ai servizi sociali. Secondo altre informazioni non sarebbe il primo caso di tensioni e liti tra i due, almeno un altro episodio sarebbe avvenuto qualche mese fa. Silvia Comelli, dopo aver contattato il 112 per autodenunciare l'omicidio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di fermo. Trascorsa la notte è stata trasferita in mattinata presso il carcere femminile di Trieste. Tra poco torneremo a Bicinicco anche per ascoltare le reazioni dei residenti e anche del sindaco, ma ora, come detto in apertura di questa edizione di Focus TG, ci colleghiamo in diretta con Nanto, dove si trova per noi Daniele Garbin, con Simone Squarcina per questo tragico incidente sul lavoro. A te la linea, Daniele. Sì, grazie, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Proprio una mattinata tristissima qui a Nanto, siamo in via Callisona. Ecco, in questo che potete vedere alle mie spalle è il trattore
su cui è morto Gianpietro Toffanello di 61 anni mentre tagliava l'erba. Ecco, questo è l'appezzamento della sua famiglia e alle spalle la tenuta anche agricola dei genitori. Era un lavoro che faceva quotidianamente, settimanalmente comunque per i genitori. E il trattore sembra che per motivi adesso che verranno accertati nel fare la manovra, la curva, ha ceduto, insomma, ha perso il controllo mentre faceva la curva, il terreno, il ciglio del fosso che vedete ha ceduto, il trattore si è inclinato e l'uomo e il mezzo sono precipitati in questo fossato che è proprio un paio di metri, ma la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti, che con i vigili del fuoco hanno rimosso il mezzo, ma per Gianpietro non c'è stato proprio più nulla da fare, è morto sul posto. Ecco, in questo momento è un via vai qui a tanto perché la persona era conosciutissima. Gianpietro era inserito a livello anche sociale, commerciale, era impegnato in politica, ma soprattutto alla sua attività, alla della sua famiglia nel vivaio della zona, era un punto di riferimento per cui sia per l'età sia per il carattere di Gianpietro ha sconvolto la comunità. Ecco, in questo momento un via vai di persone, purtroppo abbiamo cercato anche di raccogliere qualche testimonianza, ma prevale il desiderio insomma di chiudersi nel proprio dolore, di non commentare perché tutti sono sgomenti di quanto accaduto. Ecco, ricordiamo che è intervenuto poi la gru dei vigili del fuoco per sollevare il mezzo, tentare di liberare l'uomo, ma non c'è stato più nulla da fare. Ecco, noi cerchiamo di raccogliere testimonianze, anche il sindaco ci ha parlato di questo evento e il grande dolore e la sofferenza a nome della comunità espressa proprio per questa scomparsa tragica, per un incidente apparentemente molto banale, forse anche fin troppo scontato. Una manovra in un terreno si fa spesso e a volte può essere stata una tragica fatalità. Ecco, poi vedremo esattamente cosa diranno i carabinieri. Ecco. Però si lascia sconcerti, insomma, morire per un intervento del genere lascia veramente sgomenti tutti. Ecco, Alex, in questo momento Filippo, noi raccoglieremo poi testimonianze ancora. Per il momento ti restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbini in collegamento da Nanto in diretta con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Ed ora parliamo di un problema che purtroppo si verifica con una certa frequenza e che riguarda la nostra sanità, e parliamo proprio delle aggressioni al personale sanitario. Una è avvenuta nell'ULSS 4 Veneto Orientale, quindi in provincia di Venezia. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori che si trova per noi a Jesolo. A te la linea, Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte alla sede della Guardia Medica di continuità assistenziale adiacente all'ospedale di Jesolo. Specifichiamo che non ne fa parte, ma che comunque si trova qui poco distante dall'ingresso. Bene, che cosa è successo sabato sera? Qui c'erano due medici, il dottor Martini e la dottoressa Masitto, e hanno visto qui in questo piazzale una persona che con l'auto sgommava, quindi a quel punto gli hanno chiesto di non farlo, e da lì si è poi scatenato l'inferno, perché questa persona, che in realtà è un dipendente, è un manutentore e quindi aveva anche le chiavi, era anche in possesso delle chiavi degli ingressi della struttura, ha iniziato ad inseguirli e quindi loro si sono barricati dentro, prima in un posto, poi in un altro, perché lui continuava ad aprire le porte, dopodiché sono riusciti a chiamare anche la polizia, che è intervenuta. Ha fermato quest'uomo per circa 3 ore, poi rilasciandolo, e una volta rilasciato è addirittura tornato. Insomma, una notte che si potrebbe definire di terrore. Qui insieme a noi c'è il direttore generale dell'ULSS 4, Mauro Filippi. Benvenuto direttore. Dunque cerchiamo di capire un attimo, specifichiamo che voi vi siete naturalmente immediatamente attivati per cambiare tutte le serrature, perché essendo appunto un manutentore aveva anche la possibilità di entrare. Dopodiché come avete agito, come siete intervenuti?
Sì, allora la persona in questione è un manutentore ed è un dipendente di una ditta esterna che fa le manutenzioni, non è un nostro operatore, volevo precisarlo. E chiaramente noi da un lato ci siamo già attivati con questa ditta per allontanare la persona dal posto di lavoro, dall'ospedale, da questa struttura. E ieri, domenica, il personale del distretto, che era stato informato dai medici coinvolti, ha attivato tramite l'ufficio tecnico il personale necessario per fare un intervento sulle serrature e sulle porte che erano state aperte da quella persona che era purtroppo l'unica in possesso appunto di tutte le chiavi e proprio per il suo ruolo. Ecco, lei più volte ha preso posizione in merito al personale medico che viene aggredito sia fisicamente che verbalmente, anche se questo è un caso che non riguarda utenti o pazienti, però comunque lei ha sempre fermamente condannato, tanto che è partita anche una campagna. Sì, intanto ovviamente tutto il sostegno morale e psicologico ai 2 medici coinvolti, che bene hanno fatto ad attivare subito prontamente le forze dell'ordine, che infatti sono intervenute in brevissimo tempo, e quindi la mia e la solidarietà di tutta l'azienda a questi 2 professionisti. È un fatto anomalo, nel senso che questo non era un utente, è una persona che è intervenuta in quanto appunto richiamata a un comportamento decoroso all'interno della struttura sanitaria, come giustamente hanno fatto i medici. E chiaramente sosteniamo loro e ci riserveremo anche di intervenire dal punto di vista legale nei confronti della persona interessata, dell'aggressore. È vero, abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione importante l'anno scorso con tutto il personale, invitando i nostri professionisti, i dipendenti, anche i convenzionati a segnalare tutti gli episodi di aggressività fisica e verbale, e in effetti abbiamo ottenuto un aumento delle segnalazioni. Il che non vuol dire, come si potrebbe pensare, che c'è stato un aumento degli episodi, anzi rispetto al 2022, nel 2023 gli episodi che hanno determinato una segnalazione all'INAIL a seguito di infortunio si sono dimezzati. Quindi da un lato è aumentata l'attenzione da parte dei nostri dipendenti nel segnalare tutti questi fatti. Dall'altro lato, per fortuna, gli episodi critici si sono drasticamente ridotti nel 2023 e su questo fronte ovviamente non siamo da soli. Le forze dell'ordine sono sempre molto attente, molto vicine, intervengono subito quando vengono chiamate dal personale, e quindi sono, diciamo, un riferimento importante anche per la nostra struttura. Ecco, questo è un aspetto e ovviamente un dato importante. Grazie al direttore generale dell'US4 Mauro Filippi. Io qui da Jesolo restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori in collegamento da Jesolo con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio e al suo ospite il direttore generale dell'ULS 4 Veneto Orientale Filippi. Parliamo di movida violenta a Padova. 2 poliziotti sono stati aggrediti sabato notte al portello da un uomo che li ha presi a pugni mentre stava cercando di allontanare uno straniero che stava urinando davanti al bar. Vi uccido tutti, poi gli insulti, gli spintoni e i pugni ai poliziotti impegnati in un controllo nelle strade della Movida nel quartiere Portello di Padova. Un brasiliano di 34 anni è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dopo aver aggredito i 2 agenti delle volanti che erano intervenuti in via Belzoni, dove alcuni ragazzi con un atteggiamento molesto stavano creando problemi al momento della chiusura dei locali. I poliziotti stavano cercando di allontanare un nordafricano che stava urinando davanti all'ingresso di un bar, ma sono stati aggrediti da un 34enne brasiliano che ha cercato la colluttazione prendendo a pugni 2 agenti, uno di loro è rimasto ferito alla mano. Sul posto è arrivata così un'altra volante che ha bloccato il 34enne, che è stato portato in questura e identificato. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per essere scappato dopo aver provocato un incidente sotto l'effetto di alcol. È stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti feriti invece sono stati portati in pronto soccorso e medicati. In questo periodo nel quartiere Portello ci sono stati numerosi controlli della polizia nelle ore serali per contenere la mala movida, grazie anche alle segnalazioni
segnalazioni pervenute dai cittadini residenti e dei commercianti della zona. Controlli che hanno portato a identificare e allontanare persone moleste e a multare ubriachi che creavano situazioni di disagio. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha assicurato che i servizi nella zona del Portello proseguiranno proprio in chiave di prevenzione al fine di garantire una buona movida nell'interesse di tutti, sia dei residenti che degli esercenti e degli stessi avventori. Quello che preoccupa però, ha concluso il questore, è dover registrare una certa avversione d'ostilità nei confronti dei poliziotti. E allora ci colleghiamo immediatamente in diretta con Padova, con Valentina Visentina e Federico Cibotto, che si trovano proprio al Portello con una residente per fare un punto su com'è la vita notturna in quell'area di Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno dal quartiere Portello, il quartiere universitario per eccellenza. Qui con me c'è Marina che si fa portavoce dei residenti che però vivono questo quartiere e che di notte insomma stanno affrontando questo problema della movida, ma parliamo di mala movida, che è quello che effettivamente crea disagio a chi vive e vive il quartiere dopo i fatti che avete sentito che sono accaduti sabato sera con l'aggressione di 2 poliziotti. Marina, che cosa accade? Come residenti, quello che state denunciando da molto tempo, cos'è? Accade che in un quartiere che ormai è diventato il luogo del divertimento, quindi principalmente è diventato questa cosa, però è un quartiere dove viviamo ancora, siamo tante famiglie, ci sono anziani che vivono, però negli anni e soprattutto in questi ultimi anni la situazione è degenerata, perché comunque è così da tanto tempo, però negli ultimi anni è diventata insostenibile per una questione proprio di ordine pubblico, perché si creano degli assembramenti, contando che hanno aperto tanti nuovi bar, stanno aperti fino alle 2 di notte e quindi per forza i numeri portano tanta gente. Come residenti, mi diceva, fate fatica anche a rientrare a casa con le Certo, poi si creano appunto delle situazioni di ordine pubblico, di impossibilità ad accedere alle proprie case quando le strade sono intasate di persone ubriache che urlano, che ti colpiscono la macchina quando stai passando, le persone che abitano in via Belzoni, dove c'è un concentrato di bar aperti fino alle 2 di notte e molto frequentato anche da personaggi piuttosto anche pericolosi, ci sono delle persone che non riescono neanche a rientrare a piedi a casa. E tutto questo si è verificato nel tempo per una questione semplice, che c'è stata una sottovalutazione del problema da parte dell'amministrazione. Mi spiace dirlo, ma è così. Adesso cominciamo a vedere dei segnali, quindi ci sono maggiori controlli e per esempio l'altra sera c'erano dei poliziotti che erano intervenuti per situazioni di degrado in atto e sono stati aggrediti. Questo è molto molto preoccupante, cioè siamo arrivati al punto che anche le forze dell'ordine non riescono a fare quello che sono preposte a fare. Voi vi siete costituiti come associazione? Vorrei aggiungere che questo ha comportato il fatto che noi residenti siamo noi che dobbiamo scendere in strada delle volte per cercare di calmare certi gruppi di persone in agitazione che urlano, proprio parliamo a notte inoltrata. Quindi è inconcepibile che noi cittadini dobbiamo fare questo. Ci sono delle autorità preposte e noi vogliamo che intervengano. Ecco, noi abbiamo sempre chiesto maggior controlli, maggior intervento da parte delle forze dell'ordine. Ci siamo costituiti associazione anni fa proprio per questo motivo, per avere un dialogo con l'amministrazione, per segnalare quello che succede, e siamo presenti quindi nel territorio, siamo l'ultimo baluardo preposto e penso che la città debba essere grata a quello che facciamo. Ecco, sì, perché proprio poi il pericolo è che anche questo quartiere, che è tra i più storici di Padova, si disertifichi e quindi diventi un quartiere dormitorio. Esatto, cioè quello che non vorremmo, ma purtroppo che sta succedendo, è che questo quartiere perda la sua identità di quartiere, quindi abitato da tante componenti sociali, e che diventi solo il dormitorio degli studenti e il parco divertimenti.
Ringraziamo allora Marina per questo suo commento, insomma, per aver raccontato quello che vivono i residenti del Portello. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin in collegamento in diretta da Padova, grazie alla sua ospite Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Noi adesso ci spostiamo immediatamente in provincia di Treviso, andiamo a Villorba dove si trova per noi Anna De Roberto con Nicoletta Rizzetto per raccontarci di un incendio che si è verificato in un'azienda del comune. A te la linea, Anna. Eccoci Filippo, buongiorno. Sì, alle mie spalle c'è la Marica SRL, fanno imballaggi per frighi da camper e poi insomma imballaggi anche per altri prodotti, insalatiere, bicchieri e ieri pomeriggio, le cause ovviamente sono al vaglio dei carabinieri, intanto ci avviciniamo grazie alla collaborazione di Nicoletta Rizzetto. Ieri pomeriggio sono andati a fuoco questi bancali di legno, vedete sono finiti letteralmente in fumo, che diciamo erano la base per centinaia e centinaia di contenitori di polistirolo identici a quelli che vedete lì in fondo. Polistirolo è un materiale altamente infiammabile, quindi è bastato davvero pochissimo perché le fiamme divampassero, e questo materiale viene stoccato qui sul parcheggio, ci raccontavano in ditta, proprio perché essendo altamente infiammabile di fatto era il luogo di stoccaggio più sicuro per evitare che, se ci dovessero essere stati problemi, ad avere la peggio fosse stato il capannone. Dunque tutto è andato in fumo, centinaia di imballaggi di polistirolo, e ovviamente ieri il sindaco ha comunicato con i propri cittadini attraverso i social network per dire loro di chiudere porte e finestre. Quello che vedete adesso sono le operazioni di bonifica che sono in corso, lì in fondo ci sono i tecnici dell'Enel perché le fiamme hanno intaccato anche una centralina dell'Enel e sotto ci sono anche i tubi della fibra, quindi ci raccontano che ci vorrà almeno una settimana e mezzo per ripristinare la situazione, con anche la fibra appunto oltre alla normale funzionalità della centralina dell'Enel. Quindi bonifica del sito e installazione della nuova centralina. Intanto l'azienda è tornata al lavoro. Noi oggi abbiamo parlato anche con il sindaco perché questa notte alle 3 sono arrivati i risultati dell'analisi dei tecnici dell'ARPAV. Allora vi facciamo ascoltare che cosa ha detto il sindaco e poi parleremo anche delle indagini. Sindaco Francesco Soligo, sono arrivati i risultati delle analisi dell'ARPAV? Sì, che cosa dicono? Buongiorno a tutti, sì, sono arrivati questa mattina alle 3:30 finalmente e non ci sono criticità ambientali, quindi bene. Soprattutto era una preoccupazione questa dell'inquinamento ambientale e fortunatamente non ci sono criticità. Lei aveva indicato alla popolazione ieri di chiudere porte e finestre per precauzione. Sì, innanzitutto prevediamo subito, anche quando ho visto la nube così intensa, ho pensato di comunicare alla popolazione di tenere chiuso porte e finestre. Poi l'ARPA è intervenuta subito dopo i vigili del fuoco e le analisi sono arrivate nel corso della notte. C'è un altro fronte ora che è quello delle indagini. Le indagini sono in corso, i carabinieri stanno facendo le indagini, stanno chiedendo le immagini dei capannoni limitrofi per vedere se c'è qualche immagine che può portare al motivo di questo incendio. Voi non avete telecamere su quella zona che è di fatto la zona dell'ex centro grossisti? È previsto un sistema di videosorveglianza anche in quella zona. Attualmente telecamere, quelle comunali, sono un po' più a monte verso il CERD, ma lì no, non ci sono. Senta, il 13 aprile il suo comune ha vissuto un'esperienza simile con un altro incendio, anche in quel caso l'ARPAV uscì per fare le rilevazioni ed anche in quel caso ci furono delle indagini. Come siamo messi? Anche lì non abbiamo ancora nessuna notizia delle indagini di questo atto vandalico, che presume che sia stato un atto vandalico. Siamo in contatto anche con il collega di Spresiano per capire quando arriveranno gli esiti di queste indagini. Dunque, indagini sono in corso. Ieri, parlando con i vigili del fuoco, ci raccontavano che non è assolutamente da escludersi il dolo, anche perché
potrebbe essere bastato un mozzicone di sigaretta gettato proprio qui all'interno della cancellata per innescare la miccia che poi ha mandato in fumo il polistirolo. Guardate, a farne le spese anche questa segnaletica che è stata bruciata e che portava la scritta Centro Grossisti Trevigiani. C'è una doppia segnaletica qui, ce n'è anche una alle spalle di Nicoletta Rizzetto, ve la facciamo vedere perché questo è con Via Volta, è proprio il simbolo della zona industriale di Villorba. Quindi la segnaletica è andata letteralmente in fumo e adesso sono in corso le operazioni di bonifica, indagini che stanno seguendo i carabinieri di Villorba. Filippo, da Villorba è tutto. Collegamento in diretta da Villorba con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi torniamo ad occuparci dell'assassinio di Stefano Juric, il 43enne ucciso a colpi di forbice e coltello da Silvia Comello al rientro dagli Stati Uniti. Ne abbiamo raccolto le prime dichiarazioni della sindaca di Bicinicco Paola Turello. Sentiamo. Un efferato omicidio nella tarda serata del 4 maggio ha sconvolto il piccolo comune di Bicinicco, meno di 2000 abitanti, a metà tra Mortegliano e Palmanova, in provincia di Udine. Purtroppo dal rientro dagli Stati Uniti, dove mi trovavo per un viaggio di lavoro, ho preso questa triste notizia che ha colpito la nostra comunità. Posso soltanto dire che questa persona lavora in una grossa ditta del settore navale ed è residente da un anno a Bicinicco, una persona molto riservata. Noi come comunità e come sindaco ci stringiamo alla sua famiglia, esprimiamo solidarietà e lasciamo alla magistratura lo spazio per fare le indagini e comunque chiaramente sono molto dispiaciuta e mi auguro che venga fatta chiarezza. Chiarezza, una parola d'ordine in una situazione in cui le cose sono per lo più evidenti ma con tante zone grigie, a cominciare dall'intervento dei carabinieri che hanno trovato Silvia Comello qualche metro fuori l'abitazione dove c'era la salma di Stefano Juric con i panni sporchi di sangue ma in evidente stato confusionale, cosa su cui già punta la difesa della donna che ha chiamato i soccorsi. Pare che agli stessi carabinieri, prima di trincerarsi nel silenzio assoluto, la 42enne abbia detto che l'efferato omicidio gli sia stato ordinato da Satana. A far da sfondo a questa storia la dipendenza dalla droga, con i due che addirittura si sarebbero conosciuti da solo un giorno, visto l'incontro avvenuto sabato mattina al CERT, dove entrambi erano seguiti. Movente che quindi resta per ora tutt'altro che chiaro, così come il legame tra i due e il perché lei fosse a casa di Stefano Juric appena conosciuto, con Silvia Comello che si è anche avvalsa poi della facoltà di non rispondere. Situazione che non agevola il chiarimento dei tanti aspetti grigi, ma le indagini continuano incessantemente. Dunque la sindaca chiede chiarezza, se lo chiedono anche gli abitanti di Bicinicco che naturalmente sono sconvolti dalla tragedia che si è consumata nel loro paese. Si casca dalle nuvole, guardi, le dico la sincera verità. Sono caduti dalle nuvole, increduli, senza parole, poca voglia di parlare e anche di uscire di casa. Bicinicco, poche ore dopo l'omicidio di Stefano Juric, appare quasi un paese fantasma. C'è solo il suono delle campane della chiesa, chiusa, a fare rumore, il chiacchiericcio dei giornalisti e la macchina dei carabinieri che arriva per gli ultimi rilievi. Sembra che nessuno abbia sentito nulla e nessuno conosca i protagonisti della vicenda. Ma noi non sappiamo niente di niente. Non avete sentito rumori? No, niente, noi siamo dentro. Che in una casa di questa piccola e tranquilla comunità una donna abbia ucciso un uomo con coltello e forbici e gli abbia poi gettato addosso dell'acido è qualcosa di sconvolgente, quasi da non volerlo nemmeno sentir raccontare. Siamo diventati come si sente nella televisione, no? Ma sicuro, ma dai, per l'amor di Dio, ma a me mi viene male, dove senti? No. Allora andiamo in provincia di Padova. I carabinieri hanno arrestato un uomo a Saonara, avrebbe colpito con pugni sia la compagna che il figlio durante l'ennesima lite.
Picchia e minaccia la compagna e anche il figlio minorenne intervenuto per aiutare la mamma, un 41enne di Saonara, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'intervento dei militari dopo una chiamata disperata al 112 da parte di una 32enne che chiedeva aiuto per una lite. Giunti sul posto, i carabinieri hanno soccorso la donna che era stata picchiata con schiaffi e pugni al volto e in tutto il corpo. L'uomo non ha esitato poi a scagliarsi, colpendo alla tempia anche il figlio minorenne che era intervenuto per cercare di proteggere la mamma. I militari, dai racconti della donna, hanno poi scoperto che si trattava dell'ennesima lite e che i maltrattamenti e le minacce del 41enne erano all'ordine del giorno, ma la 32enne non aveva mai denunciato. L'uomo, nonostante la presenza dei carabinieri, ha continuato ad essere aggressivo nei confronti della compagna ed è stato così arrestato e portato in carcere. La mamma e il figlio minore invece sono stati portati in ospedale, entrambi con una prognosi di 10 giorni per contusioni multiple e trauma cranico. Paura all'alba in centro a Treviso per un incendio che ha completamente distrutto una Porsche parcheggiata in via Risorgimento. Sono in corso indagini per accertare la natura dell'incendio, non è escluso il dolo. Sono stati svegliati all'alba dai forti botti delle ruote e dei vetri che scoppiavano. Momenti di paura poco dopo le 5 del mattino in via Risorgimento a Treviso, a 2 passi dal Duomo, per l'incendio che ha completamente distrutto un'auto. La vettura, una Porsche Macan praticamente nuova di zecca, era stata parcheggiata regolarmente vicino casa dalla proprietaria nello slargo davanti a Palazzo Moretti di fronte al supermercato. Cosa sia accaduto ancora non si sa. Quel che è certo è che la macchina, alimentata a benzina, è andata a fuoco e nel giro di pochi istanti è stata completamente avvolta dalle fiamme. Molte le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti dei condomini limitrofi. I pompieri, giunti rapidamente sul posto, hanno spento l'incendio, ma ormai la macchina era distrutta, ridotta così a una carcassa fumante. L'origine del rogo è ancora al vaglio degli inquirenti. In mattinata sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri per capire se si sia trattato di autocombustione o se invece l'incendio sia stato appiccato da qualcuno. E parliamo di un altro incendio che fa discutere quello che è scoppiato sabato in un condominio di Mestre, il condominio Bandiera, e si tratta del terzo incendio in 7 mesi. Ha preso fuoco una soffitta, un magazzino, solo che è la terza volta da settembre. Una a settembre, una un mese fa e adesso. A Mestre un altro incendio ha colpito il condominio Bandiera situato alla fine di via Cappuccina, angolo rampa Cavalcavia, già noto per episodi di criminalità e tensioni tra i residenti e i tossicodipendenti che frequentano la zona. Ma sempre nello stesso punto? Sempre nello stesso corridoio, a distanza di due porte una dall'altra, ma sempre in 10 metri. Il fuoco è scoppiato intorno alle 14:30 con il fumo che si è visto provenire da uno dei piani più alti del palazzo, causando l'evacuazione dei condomini. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno grazie alla pronta risposta dei vigili del fuoco, della polizia locale e delle ambulanze. Questo incendio aumenta le preoccupazioni dei residenti che sospettano possa trattarsi di incendi dolosi causati da tossicodipendenti che frequentano l'area. Qui è un disastro. È un disastro dal punto di vista della sicurezza, drogati che sono continuamente sugli scalini, cose che si sanno benissimo perché sono pubblicate nei giornali, sono stati fatti già dei servizi, eccetera. Entrano estranei allora? Pare di sì, io questo non l'ho visto, non lo so, però pare che qualcuno li abbia visto entrare e addirittura salire in alto. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno interrogando i testimoni per chiarire le circostanze dell'incendio. L'amministratore del condominio ha deciso che in futuro si adotteranno delle misure adeguate per evitare che episodi simili possano ripetersi. Adesso si parlava con i condomini, metteremo delle telecamere anche sopra perché così almeno vedi o capisci chi. Sì, perché in quell'area possono accedere solo i condomini. Dovrebbero, sì, possono accedere i condomini e basta. Oppure se qualcuno, come c'è il sospetto, apre a qualche altro, poi. E adesso andiamo a Padova, dove continuano le analisi di ARPAV sulla schiuma comparsa sabato sera nelle acque del Piovego.
La schiuma è scomparsa e la situazione del Piovego è tornata alla normalità dopo la paura sabato sera, quando una densa schiuma bianca arrivata dal Bacchiglione è comparsa nei canali interni di Padova. Dopo i campionamenti di Arpav è certo che la schiuma è arrivata dal Vicentino dopo l'incendio divampato in una ditta di detergenti nella notte tra giovedì e venerdì ad Altavilla Vicentina. Arpav ha assicurato che l'inquinamento non ha provocato al momento morie di pesci, ma l'allerta rimane alta, tanto che i pattugliamenti della protezione civile sono durati per tutta la giornata di domenica. La schiuma ora è defluita, ma il comune di Padova assicura che vuole approfondire l'impatto ambientale e chiede un maggior coordinamento per prevenire questi disagi. Il sindaco Sergio Giordani, insieme al vice sindaco Andrea Michalizzi e l'assessore all'ambiente Andrea Aragona, hanno convocato un tavolo urgente con gli enti regionali competenti alla tutela dell'ambiente e della salute. E allora voltiamo pagina e ci spostiamo a Bassano del Grappa, perché nei giorni dedicati all'arrivo degli alpini in città e al passaggio del Giro d'Italia è scoppiata la polemica per la chiusura della pista ciclopedonale del Ponte Nuovo. Noi ci colleghiamo in diretta, Alex Giuliano, che si trova col vice sindaco di Bassano del Grappa. A te la linea, Alex. Buongiorno Filippo, buongiorno allo studio e ai nostri telespettatori. Dici bene, alle nostre spalle c'è il Ponte della Vittoria, il Ponte Nuovo, che lo ricorderete, insomma, l'estate scorsa aveva spaccato in due a Bassano per lavori di manutenzione necessari, ma insomma aveva creato non pochi disagi alla viabilità. Adesso con il vice sindaco Andrea Zonta parliamo di un'altra polemica di entità sicuramente più ridotta rispetto a quella di qualche mese fa. Perché? Perché l'amministrazione comunale ha chiuso il passaggio della ciclopedonale, quella che vedete alle nostre spalle, proprio a ridosso dell'arrivo degli alpini a Bassano e soprattutto del passaggio del Giro d'Italia. Insomma, vice sindaco, una scelta che qualcuno l'ha commentata anche con disappunto, perché di certo non è un bellissimo biglietto da visita, soprattutto per una manifestazione legata al ciclismo come il Giro d'Italia. Come rispondete? Beh, innanzitutto per prima cosa i lavori pubblici hanno un loro iter che non dipende sicuramente dalla politica, ci sono delle regole e dei tempi a rispettare. Per seconda cosa direi che non è chiuso il passaggio del ponte, perché in questo momento vedete chiusa la pista ciclopedonale nord, ma è aperta quella sud, per cui percorribile. Per quanto riguarda le auto sarà sempre aperto. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, questa parte del ponte sarà riaperta e pertanto è la parte forse più piacevole, che è quella che guarda verso il Ponte degli Alpini. Magari avremmo chiusa la sud, ma sempre con passaggio garantito. Direi anche di più, il Giro d'Italia fra l'altro non interessa quest'area, perché si ferma in Viale delle Fosse e poi la carovana si sposta verso sud per andare poi verso Roma, e per cui non ci sono problematiche legate a questo tipo di attività. Semmai è una questione turistica, ma ripeto, il turista ha la possibilità di attraversare il ponte e avrà possibilità di fare le sue foto. Insomma, gettiamo acqua sulle polemiche, ma a questo punto viene da pensare che si sia trattato magari di un fuoco acceso perché siamo in campagna elettorale. Ma questa della campagna elettorale è una questione che la sento da un po' di tempo. Allora, i lavori pubblici sono progettati, approvati e vengono eseguiti nei tempi e nelle modalità che l'ufficio tecnico riesce ad implementare. Non è questo il primo che parte, a giorni ne partiranno altri, d'altronde chi produce, chi fa partire lavori. Chi nel cassetto lavori non ne ha, se ne può stare anche fermo e non fare nulla. Noi preferiamo fare, i bassanesi vedono, sanno capire, sanno anche sopportare bene. Poi chi vuol fare polemica o chi non ha nient'altro da fare che fare polemica, la faccia pure e l'accettiamo. Filippo, in chiusura una piccola parentesi, quindi lasciamo da parte adesso la polemica e la ciclopedonale del Ponte Nuovo chiusa, perché sabato c'è stata la presentazione della lista di Fratelli d'Italia, quindi parliamo di elezioni amministrative a Bassano. Un commento su una lista che parte da ragazzi giovani e va fino a un 92enne.
Ma sì, una lista varia, perché noi riteniamo innanzitutto che debbano essere rappresentate tutte le parti sociali, per cui dai ragazzi giovani, una non ancora 19enne, ad una persona più matura, diciamo così, 92 anni, e questo copre tutto un arco temporale. Una lista fatta per cercare di portare avanti le problematiche della città, per cercare di continuare a risolvere quelle situazioni che già in essere con l'amministrazione Pavan si sono portate avanti. Speriamo bene che il risultato venga, ma ne siamo certi, ma soprattutto la lista ha il compito di attrarre tutte le fasce sociali, pertanto giovani, persone mature, pertanto quelle che vanno dai 30 ai 60 anni, e magari persone un po' diciamo con qualche anno in più, con qualche momento di saggezza in più, che possono raccogliere quelli che invece sono i voti delle persone un po' più adulte di età. Insomma, avrete capito che il vice sindaco Andrea Zonta non è scaramantico, perché insomma ha già ipotizzato un risultato certamente positivo per quello che riguarda le elezioni. La parola chiaramente ai cittadini. Da Bassano del Grappa è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie ad Alex Iuliano e al vice sindaco di Bassano del Grappa Zonta. Noi diamo anche un'occhiata alle prime pagine virtuali online dei quotidiani italiani e nazionali. Naturalmente vedete che ci sono delle notizie poco rassicuranti. Questo è il Corriere della Sera. Il titolo è: Putin ordina esercitazioni su armi nucleari tattiche dopo le minacce occidentali. Nel frattempo si sta svolgendo, come sapete, a Parigi un vertice tra Macron, Xi Jinping e Ursula von der Leyen. Noi torniamo ad occuparci delle cose di casa nostra, italiane e venete, perché gli agricoltori sono pronti a scendere in protesta davanti ai porti del Sud Italia, anche dal Bassanese, per tutelare il Made in Italy. Agricoltori pronti a manifestare ai porti del Sud Italia. Non si ferma la protesta dei coltivatori, contrari a una linea che rischia di minare il lavoro portato avanti con fatica dalle aziende agricole di tutto lo stivale, Veneto compreso. Vogliono dire basta al latte austriaco usato nelle nostre aziende come locale, basta asparagi dall'Ungheria o grano dalla Russia spacciati nei nostri ristoranti come locali. Azioni che, come è stato ripetuto in più occasioni da chi vive di agricoltura, mettono in croce un comparto di altissima qualità, fatto di tipicità e peculiarità dei singoli territori. E allora, dopo i trattori a Bruxelles, sono pronti a manifestare ai porti per tutelare al massimo la qualità del Made in Italy. Una calata compatta che coinvolge anche il nostro Bassanese. I prossimi appuntamenti saranno anche quelli di andare a presidiare i porti italiani, dove entrano prodotti anche da lì che spesso non sono controllati, oppure addirittura entrano prodotti in grande quantità e triangolati tramite paesi esteri. Pensiamo, non so, al grano russo, che è stato importato in quantità eccessive nei paesi europei, appunto per affossare i mercati, e queste sono tematiche importanti che bisogna tenere sotto controllo con estrema accuratezza. Ecco, quali saranno i porti che saranno controllati? I porti che verranno controllati saranno i principali porti del Sud Italia, dove appunto grandi navi piene di prodotto e di materie prime attraccano, e lì sarà compito nostro, assieme ovviamente alle forze dell'ordine, perché queste poi manifestazioni vanno fatte assieme all'ausilio delle forze dell'ordine per controllare e garantire poi i prodotti che finiranno il giorno dopo sulle tavole dei consumatori. Quindi una delegazione partirà anche dal Veneto, quindi dal Vicentino, anche dal nostro territorio ci sarà una rappresentanza. Certo, come è sempre stato in questi anni, il Veneto, in particolare Vicenza, non si è mai tirata indietro, anzi va anche ringraziato di cuore il ruolo degli agricoltori vicentini, che spesso e volentieri, nonostante già il lavoro agricoltore sia difficoltoso, riescono anche a lasciare l'azienda per un paio di giorni e andare a fare un qualcosa che diventa importante. Continuiamo a parlare di lavoro, perché boom di dimissioni in Veneto e le aziende poi si contendono i migliori talenti. I dati sono frutto di uno studio della CGIA di Mestre.
La carenza di lavoratori e il crescente gap tra domanda e offerta di lavoro stanno provocando un vero e proprio boom di dimissioni in Veneto. Secondo l'analisi condotta dalla CGIA di Mestre, questo fenomeno, già presente da almeno un decennio, ha subito un'accelerazione significativa a causa della pandemia da Covid. I dati raccolti sottolineano un aumento significativo delle dimissioni da rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella regione Veneto. Nel 2022 le dimissioni hanno superato quota 126.000, con un aumento del 34,7% rispetto al 2019. È interessante notare che il tasso di ricollocamento entro 7 giorni dalla presentazione delle dimissioni è salito al 56%, evidenziando una chiara tendenza dei lavoratori a cercare nuove opportunità professionali. Le motivazioni alla base di questa tendenza sono molteplici. Molte persone hanno deciso di cambiare lavoro dopo aver ricevuto offerte retributive più vantaggiose e aver trovato un ambiente lavorativo meno stressante rispetto al precedente. Questo fenomeno è particolarmente evidente tra i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 54 anni, che rappresentano il 63% delle dimissioni nel 2022. Gli imprenditori, per evitare la fuga, stanno fidelizzando i propri collaboratori, migliorando la qualità e il benessere aziendale. Come? Aumentando gli stipendi, erogando benefit, favorendo le opportunità di carriera e la conciliazione tra lavoro e tempo libero. Questo è molto importante perché tutto ciò sta migliorando il clima aziendale di moltissime realtà, con effetti molto positivi anche sul fronte della produttività. Prova ne sia che in Italia solo la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano presentano una qualità del lavoro superiore alla nostra. I settori economici più colpiti da questo aumento di dimissioni includono il metalmeccanico, il commercio al dettaglio, il terziario avanzato, la sanità e in misura minore la pubblica amministrazione. Poi però c'è un altro problema col quale deve confrontarsi la nostra economia, è quello del calo delle nascite. Se ne discute parecchio, il problema può essere anche molto grave perché per esempio l'inverno demografico in provincia di Belluno rischia di creare dei seri problemi, una crisi senza precedenti nel mondo del lavoro. Soffrono le imprese artigiane soprattutto per le difficoltà del ricambio generazionale. Calo delle nascite e scarsa attrattività dei flussi migratori. Nei prossimi 5 anni in provincia di Belluno si stima mancheranno circa 5.000 attivi e già dallo scorso anno per la stagione estiva si calcolano oltre 1 migliaio di lavoratori in meno. Calando la popolazione calano anche il numero degli imprenditori e il numero degli artigiani. Solo che le imprese artigiane calano più rapidamente in modo più cospicuo rispetto alle imprese commerciali generali. L'effetto è grave perché l'impresa artigiana è individuale, non solo, ma soprattutto. Senza il ricambio generazionale lo spettro di una crisi senza precedenti è più che un timore. Questo è un problema grave perché impoverisce la struttura dei servizi privati in una provincia nella quale già i servizi pubblici, soprattutto nella parte più alta e più in quota, latitano e quindi questo diventa un problema che accelera ulteriormente lo spopolamento delle realtà della montagna bellunese, delle Dolomiti bellunesi. Per il sociologo Diego Casone non ci sono politiche adeguate, interventi spot in base all'emergenza non sono efficaci. Manca ad esempio una gestione dei flussi migratori fatta con intelligenza e accuratezza. I flussi migratori che si rivolgono alla nostra provincia sono quasi tutti europei, per l'80%. Basterebbe gestirli con intelligenza e avremmo le possibilità di fare il ricambio. Se manca l'erede per garantire un futuro alle imprese artigiane, forse vale la pena di pensare che i dipendenti organizzati in forma di cooperativa di lavoro continuino l'attività. Un'idea che sta perseguendo l'Appia, che ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Lega Coop. È un accordo che servirà appunto per favorire questo tipo di passaggio, quindi per poter accedere anche a dei finanziamenti e soprattutto a un supporto dal punto di vista sia legale sia fiscale. Senza dubbio una sfida, perché la prospettiva delle imprese interessate dalla mancanza del ricambio generazionale è altrimenti quella della chiusura, pur se redditizie e efficienti. Altro problema nel mondo del lavoro è quello di garantire la sicurezza ai dipendenti. Come sapete la nostra regione è in testa alle classifiche dopo la Lombardia per quello che riguarda gli infortuni sul lavoro e questo è uno dei temi che vengono affrontati nei 4 referendum proposti dalla CGIL per i quali si stanno raccogliendo le firme in tutto il Veneto.
In una mattinata, nei 10 banchetti allestiti nella città metropolitana di Venezia, sono state raccolte oltre 700 firme a favore dei 4 quesiti referendari proposti dalla CGIL per cancellare le norme che hanno favorito la precarietà del lavoro e il sistema degli appalti. L'obiettivo è presentare questi referendum per ripristinare diritti che sono stati cancellati nel mondo del lavoro, per contrastare la precarietà, per dare un futuro lavorativo stabile, dignitoso e adeguatamente retribuito ai giovani, per ripristinare i diritti, per dare garanzie ai lavoratori in appalto, per ripristinare quell'articolo 18 che è stato cancellato. L'adesione dei cittadini è stata particolarmente significativa a Mestre e Marghera. La campagna referendaria proseguirà nei luoghi di lavoro, nei mercati e nei luoghi di aggregazione. Chiediamo alle lavoratrici, ai pensionati, ai cittadini del nostro territorio di firmare, di venire ai nostri banchetti e sostenere questa raccolta firme, perché solo ripristinando i diritti nel lavoro possiamo costruire anche nel nostro territorio un futuro diverso. Quella che si sta avvicinando si preannuncia come un'estate di rincari. Dopo l'ombrellone potrebbe toccare anche alla tazzina di caffè, come conferma la presidente della Unione Provinciale Ascom Confcommercio di Treviso. Un trend di aumento anche sulla tazzina del caffè ce lo dobbiamo aspettare e la tendenza sarà quella di poter arrivare, nessuno sa esattamente quando, ma anche sicuramente da 1,30 € che mediamente si paga oggi, si può trovare a meno ma anche a di più, ma non spaventiamoci se un giorno arriverà a 1,50 €. Caffè ad 1,50 € fino a 2 € se invece è preso al tavolo. Sono aumenti che dovremmo aspettarci. Così la presidente dell'Unione Provinciale di Ascom Confcommercio, Dania Sartorato, che commenta il trend estremamente positivo del settore. 330 nuovi assunti per la stagione estiva di fatto iniziata con il ponte del 25 aprile. Settore che nella marca traina e supera il concetto di stagionalità. Dovremmo attenderci però degli aumenti che vanno, spiega, di pari passo con l'inflazione. L'inflazione ha visto una piccola impennata dovuta al un parziale aumento del picco delle energie, dovuta proprio anche al clima freddo, al problema dei trasporti, al canale di Suez, alla circonvallazione. Quindi ormai certi aumenti sono assodati? Non possiamo pensare che il caffè che deve fare il giro dell'Africa per arrivare da noi non possa costare esattamente come prima. Se aumenta il costo del servizio al consumatore non aumenta però ancora lo stipendio in busta paga del lavoratore del mondo del turismo. Contratto scaduto e ancora fermo, conferma Sartorato. Rimangono gli aumenti concessi per domeniche straordinari, ma per avere buste paga più pesanti bisognerà attendere. Se la domenica è nell'orario di lavoro prevista normalmente lavorata, rispetto alla paga base c'è un aumento del 10%. Se invece la domenica è un turno di riposo e viene invece lavorata, in questo caso è uno straordinario e allora in questo caso rispetto alla paga base c'è una maggiorazione del 30% che diventa 60% se il lavoro è notturno. A Padova, per il Festival della Scienza e dell'Innovazione, il famoso virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato gli effetti rari dei vaccini anti-Covid e la loro efficacia nel contenimento della pandemia. Ad attenderlo c'era anche uno sparuto numero di Novax. Una trentina di Novax del gruppo Veneto No Green Pass ha contestato a Padova l'arrivo del professor Fabrizio Pregliasco, docente di igiene all'Università degli Studi di Milano, in prima linea nella lotta al Covid. Il virologo era in città per partecipare al Festival della Scienza e dell'Innovazione, dove ha parlato dei superbatteri come minaccia da combattere. Abbiamo però oggi armi a disposizione. In particolare abbiamo molti antibiotici, però sono armi che rischiano di perdere il filo, perché ogni volta che usiamo un antibiotico è come una lama che perde il filo. Quindi la storia di un libro che ho scritto con Paola Arosio fa vedere com'è stata la progressione di questa scoperta, delle persone che le hanno contribuito, di quelli che hanno sofferto, ma soprattutto per mettere in evidenza questa necessità di uso responsabile dell'antibiotico. Il professor Pregliasco, che da anni subisce gli attacchi dei gruppi Novax, ha commentato anche i recenti studi sugli effetti dei vaccini anti-Covid. Ogni farmaco, ogni attività medica ha dei rischi e dei benefici.
Credo che tutti gli studi dimostrino che ci sono stati benefici enormi in termini di riduzione di mortalità, di complicanze e soprattutto di ritorno più veloce alla vita normale. Il vaccino non è stata la panacea, non ha risolto, ma ha ridotto sicuramente quell'impatto di sanità pubblica che sarebbe stato più pesante. Lo sapevamo sin dall'inizio, sono stati anche valutati, ma davvero miliardi di dosi evidenziano degli eventi avversi rari, ma ce l'ha anche l'aspirina. Continuiamo a parlare di sanità perché dal servizio di radiologia all'ambulatorio ortopedico l'ULSS 4 sta rafforzando il presidio sul litorale veneziano, un investimento da 5 milioni di euro in previsione dell'arrivo di oltre 22 milioni di turisti quest'estate. Un programma da 5 milioni di euro per rafforzare la risposta sanitaria in un territorio che l'estate scorsa ha ospitato più di 22 milioni di turisti e nel periodo maggio-settembre 2023 ha superato il record di accessi ai punti di primo intervento, 27.891. È il progetto Vacanze in Salute dell'ULSS 4 Veneto Orientale a Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti. Il progetto prevede l'attivazione di un ambulatorio per i codici minori, codici bianchi soprattutto, che sono circa il 60% degli accessi che abbiamo nei pronti soccorsi e punti di primo intervento. Questo ci permetterà di ridurre la pressione sul personale dell'emergenza che giustamente deve poi occuparsi delle situazioni più gravi. Altre novità: l'attivazione del servizio di radiologia a Bibione, la Sala Gessi e l'ambulatorio ortopedico a Jesolo. Sono inoltre previsti i servizi di interpretariato, raddoppio delle ambulanze nelle 24 ore, una nuova postazione per l'emergenza d'Eraclea Mare e attività di informazione e prevenzione. Gli accessi nei punti di primo intervento sono per lo più codici di tipo traumatico, quindi piccoli traumi, e sono tanti malori che possono succedere durante il periodo estivo, però non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche patologie più rilevanti come infarti, ictus, che vengono gestiti sempre nei punti di primo intervento e poi eventualmente centralizzati negli ospedali hub, che possono essere Mestre e in primis però anche l'ospedale di Portogruaro. I numeri imponenti del turismo sulla costa veneziana si basano anche sull'offerta di un'assistenza sanitaria adeguata. Significa permettere ad alcune persone che hanno bisogno di alcuni trattamenti 12 mesi l'anno di poterli fare anche in vacanza. Lo vediamo, ce lo testimoniano i nostri operatori, che questo è un punto in più che permette di attrarre nuove nicchie di turismo e soddisfare anche un'esigenza sanitaria che è evidente e che a Jesolo, ma in altri punti della nostra costa, possono essere trovati. Oggi è il primo giorno in cui a Venezia non si paga il ticket d'accesso, come sapete lo si è fatto dal 25 aprile fino a ieri, tornerà poi nel fine settimana. In città non mancano le polemiche, in città e non solo, ci sono alcuni residenti che addirittura offrono delle esenzioni dal biglietto a pagamento ai visitatori, esenzioni consegnate di persona all'ingresso della città oppure attraverso un sito internet. Quanto è correlato al concetto di amicizia o anche di semplice conoscenza il contributo d'accesso a Venezia? Moltissimo, perché come giusto sia in un provvedimento che si proporrebbe di limitare i flussi turistici, il residente che invita qualcuno in città può esentarlo dal pagamento dei 5 euro. Tra i veneziani che vedono il contributo d'accesso come definitiva degenerazione di Venezia allo stato di parco a tema a pagamento, questo concetto è quindi sfruttato per contestare il provvedimento distribuendo esenzioni, come ha fatto Marco Rosasalva. Chiacchierando con le persone che scendevano dal treno, eccetera, e presentandomi, quindi diventando ufficialmente conoscente di queste persone e chiedendo se per caso volevano essere esentati dal ticket d'accesso. Conoscente, diciamo, è un concetto residuale che indica esclusivamente sostanzialmente tutte le persone che voglio io. Alessandro Tonin ha aperto un sito internet. Ho aperto questo sito che è nocda.com, in cui appunto vogliamo offrire la nostra amicizia di veneziani e invitare i nostri amici con cui condividiamo l'idea di una città aperta e non chiusa da un biglietto senza gabelle medievali,
per poter entrare in città senza dover appunto pagare nessun contributo. Queste iniziative non sono piaciute molto in comune. Sul piazzale della stazione Rosa Salva è stato fermato dalla polizia locale. Mi hanno preso i documenti, mi hanno chiesto che cosa stavo facendo e eravamo sia loro che io un poco perplessi della situazione, perché non mi hanno contestato niente in particolare, perché effettivamente quello che sto facendo in coscienza penso che sia completamente illecito, tant'è che appunto è quello che è permesso dal portale del comune. Nel caso del sito internet, che avrebbe generato circa 2000 esenzioni in 2 o 3 giorni, si è parlato anche di una denuncia alla polizia postale. Non è ancora arrivata nessuna comunicazione di denuncia e nessun atto. Se arrivasse sarei curioso di sapere che norma viene infranta, perché non credo vi sia nessuna norma sul concetto di amicizia, il concetto di conoscenza. Vediamo una notizia che è stata appena battuta dal Gazzettino Online. Lo vedete, un incidente sul lavoro a Segusino. Un operaio è rimasto schiacciato da un camion contro un muro ed è gravissimo. Questo è quanto scrive, riporta il Gazzettino Online. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente ben trovati con Focus TG. Adesso parliamo della Dunata Nazionale degli Alpini, perché l'appuntamento si sta avvicinando, il conto alla rovescia è iniziato. Naturalmente a Rete Veneta seguiremo tutta la Dunata minuto per minuto e intanto vi raccontiamo come stia prendendo vita a Vicenza la cittadella degli Alpini a Campo Marzo, con la vetrina dell'Esercito Italiano e della Protezione Civile, dell'ANA e della Sanità Alpina. Ci racconta tutto Luisa Bertini. Fervono i preparativi qui a Campo Marzo per l'allestimento della cittadella degli Alpini. Stamattina tutto è partito prestissimo con l'arrivo dell'elicottero del 4° Reggimento Aves Altair Bolzano, che è arrivato proprio qui e che resterà in esposizione, dell'elicottero e di tutto quello che sarà l'allestimento anche rivolto agli spettatori e a tutte le persone che arriveranno a visitare questa cittadella. Ne abbiamo parlato con il tenente colonnello Antonio Esposito dell'Esercito Italiano. Per allestire la cittadella degli Alpini, divisa in 2 parti, una parte militare e una parte dell'associazione Alpini, che vede la protezione civile e tutte le attrezzature che fanno loro, l'associazionismo che appunto viene impiegato dall'ANA. Per quel che riguarda noi come esercito italiano, siamo qua schierati con le truppe alpine, ovviamente quelle che sono le specialità nostre da montagna, quindi qui si potrà vedere l'addestramento sulla palestra di roccia, quindi quello che fanno i nostri alpini per addestrarsi in montagna, una simulazione di quello che è l'attività addestrativa, i nostri equipaggiamenti, i nostri mezzi ovviamente, quelli che utilizziamo normalmente. C'è la parte bonifica del territorio con il reggimento Eugenio, che è molto importante, specialmente con gli ordini bellici che vengono ritrovati in tutta Italia. Ci sono la parte di supporto, quindi la parte logistica, la parte di artiglieria, e ci sarà la parte storica col Museo Storico degli Alpini di Trento, c'è l'Istituto Geografico Militare, quello che ci fornisce le cartine, le mappe geografiche dove noi operiamo e possiamo fare le cose in tutte le nostre attività. E poi ci sono le nostre specialità sia alpine in quanto tale, quindi nostre attrezzature, mezzi di nuovo tipo, equipaggiamenti, il nostro reggimento di cavalleria, che appunto è il nostro reggimento che da 2013 è presente alla Brigata Alpina Giulia, e quindi potrete vedere quello che fa un alpino, un soldato dell'esercito italiano, nella fattispecie in questo caso delle truppe alpine, in addestramento in attività normale. Allestimento che procede su entrambi i fronti di Viale Roma, Campo Marzo che ferve con questi preparativi. Sono già state installate le cancellate già a partire da sabato, volontari operativi ovviamente fino all'inaugurazione ufficiale di quella che sarà la cittadella degli Alpini, ma abbiamo sentito quale sarà il cronoprogramma proprio dei lavori da qui a venerdì insieme a Maurizio Pinamonti, presidente della Dunata 2024. Ci sarà, oltre alla cittadella degli Alpini militare che stanno preparando, avremo anche una cittadella nostra della Protezione Civile, dove potrà essere visitata e vedere tutte le attività che come associazione vengono fatte proprio nell'ambito della Protezione Civile. Avremo anche i ragazzi dei campi scuola, noi a livello nazionale come associazione già da diversi anni abbiamo diversi campi scuola.
quest'anno saranno 13 in tutta Italia e dei ragazzi parteciperanno anche alla nostra giornata come tutte le nostre attività, mentre ci sarà anche l'allestimento che stanno completando per la parte food dove ci saranno i vari punti di ristoro e punti di accoglienza. E intanto centinaia di penne nere hanno invaso anche Roncade, una cerimonia solenne, il grido di pace che proprio da Roncade si è elevato dal cielo. Preghiera e onore a chi è caduto sul campo di battaglia per portare la pace. Sono gli alpini a ricordarcelo sempre, lo hanno fatto anche questa mattina a Roncade a 5 giorni dalla 95esima Adunata Nazionale di Vicenza. Accompagnati dalla fanfara Giulia hanno sfilato diverse sezioni della Marca insieme ai vicini di Bassano del Grappa e Pordenone, 40 i gagliardetti della sezione di Treviso presenti. E di tanti momenti dedicati alla nostra vita e alla nostra storia. 152 anni di storia, 2 conflitti mondiali, 89 sezioni nella Marca. L'orgoglio alpino sfila con il tricolore in mano, il cappello di chi è andato avanti e con i mezzi per chi non è più abile a camminare ma vuole esserci. L'alzabandiera con l'inno d'Italia, la deposizione della corona d'alloro ai caduti davanti a centinaia di cittadini. Presenti per questo evento importante il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero ed insieme al generale di corpo d'armata capo di Stato Maggiore Antonello Vespaziani che annuncia chi porterà la bandiera di guerra venerdì sera. Abbiamo la bandiera del 7° Alpini che storicamente è quello più legato al territorio veneto. Almeno 2000 persone della Marca sono attese a Vicenza. Quello di oggi è uno degli eventi più importanti in vista della Dunata. Sarà Treviso la penultima sezione del 6° settore a sfilare domenica. Tutti i nostri gruppi si stanno preparando. Sicuramente qualcuno partirà già dai primi giorni della prossima settimana e in ogni caso sicuramente dalla metà della prossima saremo, non dico tutti, ma quasi tutti a Vicenza. Un messaggio di pace in tempo di guerra, quello che le penne nere porteranno la prossima settimana a Vicenza. Vorremmo far capire con questo nostro messaggio, con questo nostro motto, che la pace è qualcosa che non ci viene regalata da nessuno, che deve essere costruita con forza, con dedizione, con la capacità di condividere con gli altri e di essere disponibili per gli altri, quello che fanno gli alpini sia in armi che in progetto. E da Trevigiano ci spostiamo a Padova perché anche le penne nere padovane si stanno preparando alla grande adunata nazionale di Vicenza. Come tutti gli anni la Dunata per la sezione e per i gruppi comincia praticamente già un anno prima con la ricerca di posti dove piantare gli attendamenti o comunque palestre dove poter essere ospitati. Quella di Vicenza è una adunata un po' anomala per noi, nel senso che siamo vicini. Ma nonostante questo i gruppi si sono mossi veramente per tempo per andare comunque a Vicenza o nelle immediate vicinanze di Vicenza, perché la Dunata è anche stare assieme, quindi anche pur essendo vicini, ecco che è bello trovare un posto dove trascorrere assieme con i propri amici del gruppo, trascorrere assieme questi 3 giorni. Qualcuno andrà anche a piedi. C'è un gruppo che partirà a piedi il giovedì mattina e raggiungerà appunto Vicenza a piedi, come la tradizione alpina. Giustamente camminare fa parte dell'alpinità sui monti. Ecco, noi siamo una provincia dove di monti non ce n'è molti, però di alpini ce ne sono. Quanti sono gli alpini padovani e quanti pensate di riuscire ad accompagnare, a portare ad andare a Vicenza? Ma allora, la nostra sezione ha poco più di 3.000 iscritti. Tra l'altro mi piace sottolineare che nonostante la NAIA sia appunto ormai sospesa da tanti anni, noi stiamo aumentando come numero e questo è positivo, in controtendenza anche con altre sezioni che magari hanno una tradizione alpina più forte. Noi siamo una provincia che non era all'epoca del reclutamento, non era una provincia destinata ad andare soprattutto negli alpini. Quindi rispetto alle province di Vicenza o di Treviso
è chiaro che abbiamo un bacino di possibile aggregazione molto, molto più piccolo, però da tradizione siamo una sezione molto, molto viva, molto operativa, quindi anche se fra virgolette pochi rispetto ai giganti che abbiamo vicini, ecco, credo che la nostra sezione sia sempre una sezione che si fa notare. E da Padova ci avviciniamo a Vicenza, andiamo a Bressanvido perché Latterie Vicentine ha donato ad ogni gruppo di alpini della provincia di Vicenza una forma per la donata nazionale. Gli alpini sono i primi ad arrivare quando c'è bisogno di loro e sono gli ultimi ad andare via quando il lavoro è finito. Sempre in prima fila, rimboccandosi le maniche per fornire il proprio aiuto. E sotto quei cappelli verdi e quelle penne nere c'è la capacità di stare assieme, di fare gruppo, di creare rapporti e relazioni tanto nelle difficoltà quanto nel momento della convivialità. Poi, se c'è qualcosa di buono da mettere sotto i denti, meglio ancora. Proprio per questo motivo Latterie Vicentine ha fatto in modo che tutti gli alpini della provincia di Vicenza abbiano un qualcosa in più da mettere in tavola in occasione della donata nazionale, donando a ogni gruppo una forma del suo prodotto di punta. Abbiamo omaggiato per passare dei momenti conviviali gli alpini con il nostro prodotto di punta, che ricordo essere il Brenta Selezione Oro, che tra le altre cose, senza volerlo, ha tanto da dire con gli alpini, in quanto viene il nome, la dice lunga, e poi viene stagionato nell'ex rifugio antiaereo di Schio, dove nella seconda guerra mondiale ci si andava a riparare di fronte ai bombardamenti. Gli alpini hanno risposto alla proposta di Latterie Vicentine affollando il tendone predisposto nella sede di Bressanvido e ritirando le forme preparate per tutti i gruppi della provincia. Oggi sono veramente felice perché il colpo d'occhio dice che gli alpini per l'ennesima volta hanno risposto veramente alla grande. Noi abbiamo invitato 252 gruppi del Vicentino e vorrei dire che la quasi totalità ha risposto, e quindi siamo veramente felici. Tante penne nere nella sede produttiva di Bressanvido, unite ancora una volta per l'inno di Mameli e per ringraziare i padroni di casa di questo omaggio, che nasce in una realtà nella quale gli alpini non mancano di certo. Io, il sottoscritto, il direttore, il vicepresidente, il direttore amministrativo e non ne nomino altri, ma insomma siamo veramente tanti gli alpini all'interno delle Latterie Vicentine. Quindi ci vediamo sabato, domenica a Vicenza, viva gli alpini! Non mancherò di sicuro. Continuiamo a parlare di alpini e andiamo a Roncade, dove è stata inaugurata la nuova sede del gruppo che si trova vicino alle scuole. È una storia travagliata, quella della sede, che finalmente però ha trovato il suo lieto fine. Siamo andati a San Cipriano, siamo andati a Vaglio, siamo tornati qua a Roncade, però purtroppo dopo la donata del 2017 ci hanno dato sfratto, dovevamo venire via. Una storia travagliata, quella degli alpini della sezione di Roncade, 90 anni di età, che la commozione e la gratitudine del presidente Dino Fiorotto riesce bene ad esprimere. Gli artigiani, industriali, volontari, amici, che ci danno sempre il sostegno. Veramente sono felice. E questa è la mia posizione. Ed eccola la sede ufficialmente inaugurata questa mattina dopo la Santa Messa. Questo è il cenacolo dove ci si trova, ci si confronta, si programma il futuro e ci si parte da qui tutte le nostre iniziative, dal volontariato nella protezione civile, nell'aiutare chi ha bisogno. Perché una famiglia come la famiglia alpina ha bisogno di una sua sede, un luogo di ritrovo. Qui è accanto a due scuole e quindi hanno la possibilità concreta di mostrare sul campo i valori e di trasmetterli ai nostri ragazzi. Non parole ma fatti concreti, questo è il messaggio che gli alpini portano quotidianamente alle comunità. Ci fermiamo ancora per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati a Focus TG. Come forse saprete, a Padova nel fine settimana si è battuto un record mondiale ed è quello del ritrovo col maggior numero di centenari, ultracentenari. Ce n'erano ben 70 e si è battuto il precedente record che era australiano ed i centenari erano 45. Noi abbiamo raccolto alcune delle storie delle persone, dei centenari che hanno partecipato a questo incontro. Signor Antonio, allora lei ha 100 anni ma ha lavorato fino a quanti anni? 95, 96.
E questo è il segreto allora per arrivare a 100 anni? Domanda del Padre Eterno. Fino a che età ha guidato la macchina? A 99. Antonio ha guidato fino all'anno scorso, ma se fosse stato per lui avrebbe ancora la macchina. Sono persone che nella vita hanno visto e provato la storia di un secolo passato, quelle che si sono ritrovate a Padova per il raduno da record dei centenari. Come Vittorio Metto, 100 anni di Villa del Conte, ultimo alpino rimasto in vita di quelli internati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Tanti bei ricordi. Via Massa Bei. È bello ricordarli, Sì, lui li ricorda sempre i ragazzi delle scuole, perché abbiamo girato un po' tutte le scuole. Ieri 9 amici e compagni e siamo sempre stati di partenza e tornati tutti 9. O Enrico Vanzini, l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando, che era stato condannato a morte nei lager e poi graziato e costretto a lavorare nei forni crematori. Siamo stati dentro, diciamo, in questo lager che era chi entrava non usciva più. Io sono uscito perché ho sempre pregato Dio che mi dava questa felicità di vedere ancora i miei genitori. Centenari speciali che con i loro sorrisi sprizzano gioia, come Yolanda Pacagnella e Walter Visentin, 203 anni insieme e la forza di piantumare un ulivo. Centenari brillanti come Caterino Dondi Pinton, classe 1921, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica, concessa su iniziativa personale del presidente Sergio Mattarella. Caterino è stato l'inventore del noto liquore Cynar. È un'invenzione di un gruppo di persone alle quali io, diciamo, avevo avuto la parte produttiva più importante. E questa è la verità. Qual è il ricordo più bello che ha di questi 102 anni? Cosa vuoi? La fine della guerra. E infine centenari bellissimi come Romola, che a 103 anni ancora si cuce i vestiti. Se tutta robetta che mi fa subire. Ecco. Si fa lei i vestiti, signora Romola? Cosa? Si fa lei i vestiti? Sì. Insegno, bisogna adattarsi a gara di vita. Se no, se te vai, te resti. Sono tante anche le storie che si sono incrociate tra le donne che hanno partecipato a Treviso, al Treviso in Rosa. Erano oltre 10.000. Si tratta della corsa solidale dedicata alla prevenzione, dove comunque non sono mancati altri temi importanti come la violenza sulle donne. 4 generazioni. Perché è così bello essere qua tutti insieme oggi? È la festa della vita. Bisnonna, nonna, mamme e nipotine si intrecciano le storie delle donne e delle famiglie nell'allegro serpentone della Treviso in Rosa. C'è il gruppo famiglia, ma ce ne sono altri 130 di amiche, colleghe, compagne di sport. C'è il gruppo delle donne della Polizia di Stato, in testa la questora Manuela De Bernardin. Le donne sono per le donne, innanzitutto il primo fronte di difesa siamo noi, quindi siamo qui per essere insieme con questa marea rosa. E non solo di prevenzione della salute si parla oggi. La corsa diventa l'occasione per lanciare un messaggio contro la violenza nei confronti delle donne. Noi cerchiamo di divulgare e sensibilizzare la conoscenza degli strumenti che ci sono per difendersi, sono tanti. Le leggi ormai offrono una varietà di strumenti che le donne devono conoscere per attivarli tempestivamente quando hanno dei problemi. Tra i tanti gruppi anche quello delle donne di Antenna 3. È importante perché spesso parliamo noi di prevenzione ed è giusto essere qui per ribadire questo concetto, insegnarlo anche alle nostre figlie, alle ragazze più giovani l'importanza di fare prevenzione e di dire anche alle proprie amiche di fare prevenzione. Io l'ho vissuto poi da vicino con la mia mamma e quindi mi sento ancora più coinvolta per questa iniziativa. È bello vedere questo fiume di donne oggi tutte insieme. Gettonatissimo anche quest'anno il selfie con il primo cittadino che si gode la città in questa inedita versione. Bellissimo, e credo che sia anche ciò di cui la nostra comunità ha bisogno, di fare comunità, di divertirsi, di stare insieme, di sorridere, e anche oggi le donne ci stanno insegnando questo. Balli, canti e alla fine il coro è unanime. È importante per tutte le donne, sia per la prevenzione, come insegna la LILT, ma anche per ricordare la lotta contro la violenza per le donne. Quindi noi siamo qui per le donne.
E dalla Treviso in rosa ci spostiamo a Bassano, dove si è tenuta l'assemblea dell'Associazione Diabetici. Si è svolta l'annuale assemblea dell'Associazione Diabetici del Comprensorio di Bassano, un momento importante per l'associazione, presieduta da Dino Secco, per fare il consueto bilancio dell'attività svolta, raccogliere le istanze dei numerosi iscritti e promuovere la riorganizzazione ospedaliera per ottenere quello che da tempo l'Associazione Diabetici chiede, ovvero che la diabetologia di Bassano sia un'unità operativa con più risorse, più personale e un'autonomia gestionale rispetto al Dipartimento. Nel mondo gli adulti con diabete sono circa 500 milioni, 60 dei quali in Europa e 4 milioni in Italia. L'assistenza specialistica, soprattutto ospedaliera, ha mostrato una riduzione dei casi del 19% e per questo serve chiedere e avere di più dalla sanità locale. E a Vicenza, nella chiesa di San Felice, si è celebrato San Floriano il patrono internazionale della protezione civile e dei vigili del fuoco, un'iniziativa della Fondazione di Storia che si ripete ogni anno proprio nella Basilica Vicentina, dove si conservano nella cripta alcune reliquie del santo. La Basilica di San Felice ha celebrato San Floriano con una messa dedicata al santo patrono internazionale della protezione civile e dei vigili del fuoco, di cui si conservano resti nella cripta della Basilica Vicentina, e sulla parete della navata sinistra della chiesa è possibile ammirare la pala di Giulio Carpioni, raffigurante il martirio del santo. Storicamente Floriano visse intorno al 300 d.C., morì martire in quanto cristiano. Dopo gli studi condotti dalla Fondazione di Storia di Vicenza sulla figura del santo, in collaborazione con l'Archivio di Stato, si è ripreso a celebrare qui annualmente il santo come segno del sentimento di appartenenza ad una comunità non solo cristiana ma ancor più cittadina. San Floriano nel 300 d.C. Era famoso per addestrare i militari, era un soldato romano, per spegnere gli incendi. E invece noi qua siamo abituati a festeggiare Santa Barbara, però Santa Barbara è recente, è stata imposta ai Vigili del Fuoco nel 1951. San Floriano invece si festeggia oggi in tutto il mondo, sono qui presenti anche gli americani apposta, perché non si sa quanti secoli, insomma, è sempre festeggiato San Floriano in giro per il mondo. Oggi alla messa ad onorare il santo anche 3 rappresentanti dell'Italy Fire Department delle caserme Ederle e del DIN di Vicenza. Ed ora una biciclettata di giovanissimi che hanno sfilato per le vie di Padova per chiedere più attenzione alla mobilità su 2 ruote. In 1 migliaio i piccoli amanti delle 2 ruote insieme ai loro genitori hanno colorato le vie di Padova arrivando fino al cortile di Palazzo Moroni. Foto sulla scalinata. Si chiama Critical Kids ed è una manifestazione organizzata dal comune insieme a Legambiente, una biciclettata partita da 4 punti della città e che poi è arrivata fino al centro cittadino. Un modo anche per chiedere una ciclabilità diversa con l'istituzione delle cosiddette strade scolastiche, ovvero la chiusura al traffico negli orari di ingresso e uscita delle vie davanti alle scuole. 4 i percorsi che sono partiti da Montà, Brusegana, Altichiero e Volta Barozzo, con tappe intermedie per accogliere sempre più giovani ciclisti. Ed ora andiamo a Mestre, dove è stata realizzata una mostra in cui vengono esposti una 60ina di riproduzioni di quadri di Picasso realizzati da artisti speciali. Vediamo. E sport c'è tutto questo nella mostra Picasso Celebration, inaugurata parallelamente alla Biennale d'Arte, che ha portato all'interno della palestra John Reed Fitness di Mestre le opere di artisti speciali della Scuola d'Arte Bergognone, fondata nel 1975 dal maestro Angelo Frosio. Scuola da sempre impegnata in un progetto di terapia artistica per i giovani in difficoltà. I ragazzi, ognuno con qualche problema di disabilità, si sono fatti ben apprezzare dal pubblico, mettendo in mostra originalità, sensibilità e calore. La scuola ha già partecipato nel 2011 alla 54esima Biennale d'Arte curata da Vittorio Sgarbi.
e racconta Samuele Frosio del comitato organizzatore. La mostra sarà visitabile per tutta la città, sarà aperta a tutta la città e durerà fino alla fine del mese di giugno. Perché Picasso in palestra? Perché portare l'arte in palestra? Perché cerchiamo di coniugare più aspetti tra di loro, che sono il fitness, l'arte, il design e anche la musica. E in questo caso le opere sono state fatte da un'associazione che è la Scuola d'Arte Bergognone, che fa terapia attraverso l'arte. Un plauso all'iniziativa è arrivato anche dal vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, con delega allo sport. La mostra sarà visitabile da tutti gratuitamente, perciò anche da chi non è iscritto in palestra, in particolare il sabato dalle ore 15 alle 21, prenotandosi online. Madrina della mostra, scrittrice e curatrice Clelia Patella. Una bella iniziativa, arricchita anche dal fatto che gli artisti che hanno riprodotto questi quadri, queste opere di Picasso sono anche persone con qualche difficoltà e possono insomma dimostrare la loro bellezza, la loro capacità a un pubblico molto vasto. Ed ora lo sport, il volley. Le Pantere dell'Imoco Volley sono sul tetto d'Europa ieri sera in Turchia. La vittoria nella finale di Champions League nel derby tutto italiano contro Milano, guidate dall'ex Paola Egonu. Le ragazze di coach Santarelli si confermano imbattibili, suggellando una stagione storica indimenticabile in cui hanno vinto tutto: scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e il trofeo continentale, giunto dopo un cammino senza sconfitte. E con questo si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo che l'informazione su Rete Veneta tornerà questa sera a partire dalle 18:50 con l'edizione di Bassano del Grappa, quindi a seguire l'edizione del telegiornale di Vicenza e poi anche questa sera a non perdere l'appuntamento con Focus. Grazie per averci seguito e arrivederci.